Acchiappa l'idea! Oggi vi faccio vedere qualche idea creativa per il presepe. Bentornati amici ed amiche qua su Acchiappa l'idea. In queste settimane sono un po' occupato perché nei weekend generalmente ho i mercatini di Natale e durante la settimana sto lavorando per produrre gli oggetti da vendere o da provare a vendere. Non vi voglio lasciare senza il video della domenica, cerco di fare del mio meglio. In questo video, nello specifico, vedremo 4-5 piccoli progettini che ho realizzato da vendere al mercatino con delle tecniche che ho già spiegato qua sul canale e i video tutorial sono poi già presenti. Ma prima di andare là a vedere i progettini, gli oggettini che ho realizzato, vi volevo ricordare che se mi seguite anche su Instagram con il profilo Acchiappa l'idea, vedete i mercatini come li ho realizzati e come ho allestito poi tutto il banchetto. Non perdiamo tempo, seguitemi e andiamo là. Primo che vi voglio far vedere è questo piccolo pozzo qui che è alto meno di 10 cm e l'ho fatto in maniera simile al pozzo di polistirene. Il procedimento è abbastanza simile, solo che questo non è in polistirene, ma la struttura sotto qua è fatta con il tubo tipo quello dell'alluminio o della pellicola. Quindi questo qui, poi dopo ho fatto un piccolo secchio con della carta vetrata e gliel'ho legato sopra. Vedete, carino, piccolino. Per fare invece questi alberelli qua ho utilizzato la tecnica con la Teloxys e il materiale da modellismo per fare qui la chioma e trovate il video che si chiama Vegetazione per presepe e lo trovate già sul canale. Poi ho aggiunto sotto una pecora e un pochino di muschio, come vedete. Ho fatto poi questi 3 piccoli recinti che sono molto semplici e ho utilizzato una rete da polli con la maglia di lato di 1 centimetro. Se ce l'avessi avuto un pochino più piccola stava bene anche più piccola, però anche così secondo me rendono. Lì ci sono 3 maialini, dei pennuti e 2 coniglietti. Poi questa è una tettoia con una legnaia sotto, vedete? Il tetto questa volta l'ho fatto con un sasso vero, un sasso piatto che vado a prendere in un posto in Appennino che conosco, però se non avete un sasso piatto potete farlo anche con il cartone, stuccandolo e colorandolo come ho spiegato in uno dei miei tutorial. Simili e secondo me molto carine sono anche queste piccole tettoie con una mangiatoia qua dietro e qua ho messo da questa parte un cavallo con il cavallino e di là un altro asinello con il suo piccolo. Per fare invece queste piccole fontane ho utilizzato per fare il flusso dell'acqua e la resina sotto la stessa tecnica che ho utilizzato nella fontana di polistirene con effetto acqua finta, che quindi potete trovare lì, però vedete queste qua sono riuscito a farle quasi in serie. Di cosa sono fatte? Sono fatte di gesso e però ho creato io lo stampo, nel senso che questo qui è uno stampo di silicone. Questa tecnica mi sa che ancora non l'ho spiegata, anche perché la sto sperimentando. Comunque, un giorno magari farò il video nello specifico. Questa è tipo plastilina da modellismo, con il quale si fa l'oggetto e poi dopo si prende questa resina, che in realtà appunto è silicone A più B, li si mescola e si ottiene, vedete che questo qui è il negativo nel quale poi ci si cola il gesso per ottenere l'oggetto che poi dopo si colora e si decora come ho già spiegato in maniera simile nella fontana in polistirene. E in maniera simile sono riuscito a fare, vedete, questo è il Giuseppe originale di una statuina, con lo stampo ho ottenuto un Giuseppe copia e ne ho colorato uno con gli acquerelli e il risultato mi sembra abbastanza accettabile. Quindi un giorno magari riuscirò a fare il video anche dove spiego come rifare le statuine facendo il calco sempre appunto con il silicone. Sopra quello che è l'espositore che utilizzo poi al mercatino e che ho fatto ieri, dopo come ultima cosa vi faccio vedere che si accendono anche le luci,
vi faccio vedere questi due pezzi che sono simili ma con statuine diverse, dove ci sono un alberello dei panni stesi tipo quelli che ho fatto nel presepe napoletano e poi il cestino fatto col Pardafix di cui trovate già il tutorial, la vegetazione sempre appunto c'è il tutorial e delle statuine che animano la scena, lì c'è il dormiente e qua c'è la signora che fila. Bene, quindi come ultima cosa adesso vi faccio vedere l'accensione delle luci. Ecco fatto, e facciamo un tentativo mettendoci dentro qualche oggetto. Mi sembra che, dato che ho fatto i piani trasparenti, la luce sia piuttosto uniforme. È una striscia LED che corre dietro qua alla cornice. E basta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi progetti, se sono sufficientemente creativi, se andando a vedere nel canale qualcuno dei passaggi per costruirli non vi dovesse essere chiaro. Bene, ciao! Bene. E per oggi è tutto. Scusate se non sono entrato nello specifico dei singoli progetti, ma anche per montare video ci vuole il loro tempo e non voglio fare delle cose tirate via. Vi ho solo fatto vedere qualche idea creativa che magari può essere comunque utile e interessante da rifare nei vostri presepi. Noi ci vediamo quindi in uno dei mercatini se riuscite a passare e non abitate ovviamente troppo lontano, altrimenti nella prossima idea creativa. Ciao!